Sarà la Vigor per conti di Riccardo Mosciatti a sfidare la Lodigiani di Isabella. In finale il campionato Under 17 Elite. I Blaugrana battono per 0-3 il Savio di Bolic al Castelli con autorete di Brusca e gol di Dianetti e Pro. Prima parte di gara equilibrata e bloccata. Al 16esimo primo tentativo dei Blues dal lato sinistro. Jurgens deve allungare in calcio d'angolo. Vigor per Conti che risponde un minuto più tardi. Verticalizzazione sulla destra, sfera in area per Ardel che viene anticipato. Poi conclusione respinta. Savio vicino al vantaggio al 26esimo, fa tutto Suffer, porta palla avanti e la calcia, traversa con leggera deviazione in calcio d'angolo da parte di Jurgens. Vigor per Conti al 33esimo che si fa vedere da corner, sfera che danza in area, Dianetti si allunga e crossa con sfera che oltrepassa la linea di fondo, il colpo di testa in rete è a quel punto inutile. Finale di frazione con punizione di Ardella respinta da Brusca, poi Suffer mette in area e Falcioni in girata calcia debolmente. Infine azione prolungata da parte di Blaugrana tutta in verticale, Ardella sposta per Fanciulli il quale scivola sul più bello. Nella ripresa subito Savio minaccioso e vicino al gol da angolo dopo un solo minuto di gioco. Sul corner successivo Savi di testa manda fuori di un soffio. Al sesto arriva la svolta del match, disimpegno difensivo da Di Marino a Bigi, il quale sotto pressione converge su Brusca. Errore dell'estremo difensore dei Blues, sfera che rimbalza su Dianetti e quindi sul palo, carambola e 0-1, Vigor in vantaggio. Il gol da spinta ai Blaugrana, pericolosi poco dopo in contropiede, sfera che arriva a Fanciulli, il quale spedisce alto sopra la traversa. Mentre all'11esimo Ardel prova da punizione con deviazione in corner. Vigor vicina al raddoppio al quarto d'ora, Fanciulli sulla destra per Dianetti che non trova la battuta a rete. Si resta sullo 0-1 e sul ribaltamento di fronte a Suffer a far fuori mezza difesa Blaugrana. Destro che a tu per tu con Jurgens si perde sul fondo. Se il Savio non pareggia allora la Vigor raddoppia, sfera al 20esimo per Dianetti sul centro-sinistra, il numero 7 Blaugrana rientra sul destro e non sbaglia, 0-2. Savio che prova allora il tutto per tutto con un'azione in verticale, ma Suffer viene respinto e la successiva conclusione controllata da Jurgens. Infine lo 0-3 che chiude il tutto al 35esimo, ripartenza e sfera per Ardella, assist perfetto per Pro che non può sbagliare. 3 i minuti di recupero, poi per il direttore di gara può anche bastare qui.